Dopo l'approvazione della legge, della norma regionale che abbiamo portato in approvazione recentemente, siamo pronti con la delibera che fissa effettivamente i criteri per le nuove strutture per minori stranieri non accompagnati. Ha approvata la delibera di giunta che modifica i criteri per l'espressione del parere di compatibilità con il complessivo fabbisogno regionale e con la localizzazione territoriale delle strutture per minori stranieri non accompagnati presenti in Friuli Venezia Giulia. Il primo tiene conto del fabbisogno reale regionale, cioè di quanti posti i nostri comuni hanno bisogno per l'accoglienza, consentirà di eliminare quel fenomeno che fino ad oggi ha visto le amministrazioni locali che ingiustificatamente continuavano a trasferire minori stranieri in Friuli Venezia Giulia e contestualmente imprese e cooperative che continuavano a chiedere l'apertura di nuove strutture. Il secondo criterio previsto dal nuovo provvedimento approvato è legato alla densità abitativa, il terzo all'incidenza sulla popolazione. A fronte di pochi abitanti si apre una struttura con decine di posti letto in accoglimento, quindi con questa delibera mettiamo finalmente ordine ad un sistema caotico che fino adesso è stato caotico, lasciando il territorio a se stesso e soprattutto facendo in modo che il Friuli Venezia Giulia dovesse andare a rispondere ingiustificatamente a delle esigenze anche di comuni di altre regioni che non sono in Friuli Venezia Giulia.